Rapallo conferma il 2019 come data di apertura del nuovo depuratore. A luglio riprenderanno i lavori per le tubazioni dirette in via Betti, a settembre quelli per la posa lungo il torrente Boate. Dio sempre salva, l'esclamazione del Papa all'Angelus, esortando a conservare la speranza anche quando tutto sembra naufragare. Francesco ha invitato all'accoglienza e pregato per lo Yemen. Don Stefano Libini accolto come nuovo parroco di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. Vi chiedo di lasciarmi entrare, ha detto con umiltà, esortando i fedeli alla collaborazione. Portofino rinnova il sentiero del Castello Brown, la passeggiata che sale dalla Ciappella è stata ripristinata e messa in sicurezza dopo la tempesta di vento che nel 2016 aveva colpito il borgo. Circa 1000 i partecipanti alla quarta edizione della mezza maratona di Chiavari, confermato il successo degli anni precedenti. Primo posto per Carlo Pogliani che ha dedicato la vittoria alla madre scomparsa. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti nei nostri studi. Saranno rispettati i tempi per la realizzazione del nuovo depuratore di Rapallo. L'amministrazione comunale punta al 2019 come anno di apertura dell'impianto in fase di costruzione in località Ronco. I lavori di posa delle tubature, che in queste settimane hanno registrato una pausa, riprenderanno a luglio nella zona di San Francesco e a settembre lungo il torrente Boate. Sentiamo il punto nel primo servizio del nostro giornale. Ci auguriamo che venga rispettato questo termine, perché il depuratore ovviamente per la città turistica è una cosa importantissima. Guarda con fiducia alla data del 2019 l'amministrazione comunale di Rapallo per la messa in funzione del nuovo depuratore in fase di costruzione in zona Ronco. In questi mesi il cantiere è andato avanti in contemporanea con quello sul lungomare per la posa delle nuove tubature. Per quanto riguarda la condotta di collegamento tra la passeggiata e l'impianto di pretrattamento di via Betti, gli scavi ora fermi riprenderanno una volta passate le feste di luglio. Per le condotte invece che dal mare salgono al nuovo impianto lungo il letto del torrente Boate si parla di settembre. Intanto Rapallo in queste settimane è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per essere una delle decine di località italiane non in regola con la normativa europea sulla depurazione delle acque. La recente sentenza della Corte di Giustizia ha condannato il Paese a pagare 30 milioni di euro ogni semestre fino a quando tutta la situazione non sarà regolarizzata, cosa che dal 1991 l'Italia è stata chiamata a fare, ma ad oggi non si è ancora completata. Chi pagherà per queste multe ancora non si sa, o meglio non si sa su quale ente ricadrà l'onere del pagamento, se lo Stato o le regioni. Rapallo intanto spera al più presto di uscire dall'elenco dei cattivi. Finora non abbiamo nessuna comunicazione, c'è il rischio che all'Italia arrivino le sanzioni per tutte le città che non sono adeguate nei termini. Poi vedremo quali saranno le conseguenze, anche le responsabilità di conseguenza. Non credo che il Comune abbia responsabilità dirette, ma comunque se le responsabilità saranno poi di IRA di un altro ente, poi comunque è sempre un danno economico per tutti. Nessuna novità anche sul ricorso al TAR che sta pendendo sul depuratore? No, è al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato non si è espresso, ha rinviato un'altra riunione, ma intanto i lavori vanno avanti in modo deciso. Prosegue anche il lavoro per le pose delle tubature del depuratore. Il collegamento con via Betti sarà fatto nel mese di luglio, poi a settembre inizierà il collegamento della tubazione nel letto del fiume Boate fino a raggiungere la localizzazione dove è in corso di realizzazione il depuratore. Dopo 99 anni di attività sembra proprio destinata alla chiusura l'asilo infantile a Zoagli. Se non interverranno novità, venerdì prossimo sarà l'ultimo giorno di apertura. Lo denuncia la CISL del Tigullio. La Fondazione Luigi e Luigia Merello, che gestisce la struttura, non è più in grado di sostenere economicamente l'attività che fino ad oggi ha potuto contare sia sulle rette delle famiglie che sui finanziamenti erogati dal Comune. Elemento quest'ultimo venuto a mancare nell'ultimo periodo, a cui si è aggiunta una procedura di pignoramento dei beni conseguenza di un'avvertenza aperta da parte di 2 ex dipendenti che vantano crediti nei confronti della struttura. La Fondazione non può sopportare gli attuali costi del personale, già ridotti a settembre del 2017 con la chiusura del micronido che ospitava 8 bambini.
è un'evidente contraddizione del nostro territorio. Abbiamo un indice di natalità tra i più bassi, non in Italia ma addirittura nel mondo, con evidenti problemi per il futuro della nostra comunità e anziché aiutare le famiglie promuovendo i servizi legati all'infanzia, si chiudono gli asili. Questa è la denuncia di Andrea Sanguinetti, segretario della CISL del Tigullio, che chiede la mediazione della Regione. Oltre a chiudere un servizio per le famiglie, rischiano di perdere il lavoro 2 maestre e una cuoca che da gennaio non stanno percependo più lo stipendio. Anche quando la speranza sembra naufragare, conserviamo la fiducia in Dio e apriamoci con generosità ai suoi piani. Questo è l'invito che il Papa ha rivolto ai fedeli prima della preghiera mariana dell'Angelus, commentando il Vangelo domenicale. Dopo la preghiera, Francesco ha salutato il popolo venezuelano ricordando la beatificazione a Caracas di Madre Carmen Rendiles Martinez, fondatrice delle Suore Serve di Gesù del Venezuela. La sintesi nel servizio che segue. Il regno di Dio è come un seme che cresce per forza propria o come un granellino di senape che diventa la più grande di tutte le piante. Papa Francesco all'Angelus ha proposto una riflessione che ha preso spunto dalle parabole del Vangelo di Marco, spiegandone il significato. Il lavoro del contadino che getta sul terreno un seme e poi al termine della maturazione provvede al raccolto non ha niente a che vedere con la crescita di questo piccolo seme. Questo insegna a ciascuno di noi a vivere come stagioni di prova, di speranza e di attesa vigile i momenti in cui la storia sembra contraddire il disegno del Padre Celeste, fatto di giustizia, fraternità e pace. Dentro le pieghe di vicende personali e sociali che a volte sembrano segnare il naufragio della speranza, occorre rimanere fiduciosi nell'agire sommesso ma potente di Dio. Per questo nei momenti di buio e di difficoltà noi non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua presenza che sempre salva. Ricordate questo. Dio sempre salva. L'autenticità della missione della Chiesa, ha concluso il Papa, non è data dal successo o dalla gratificazione dei risultati, ma dall'andare avanti con il coraggio della fiducia e l'umiltà dell'abbandono in Dio. Dopo l'Angelus, Francesco ha ricordato la Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre quest'anno mercoledì prossimo, nel vivo delle consultazioni tra governi per l'adozione di un patto mondiale sui rifugiati come quello per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Auspico che gli Stati coinvolti in questi processi raggiungano un'intesa per assicurare con responsabilità e umanità l'assistenza e la protezione a chi è forzato a lasciare il proprio paese, ma anche ciascuno di noi è chiamato ad essere vicino ai rifugiati. Infine il Papa ha lanciato un appello a favore delle popolazioni stremate dello Yemen, richiamando il mondo alla responsabilità di porre fine alla guerra. La comunità di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo della Costa di Cogorno hanno accolto il nuovo parroco Don Stefano Libini. Il sacerdote è stato accompagnato ieri pomeriggio dal vescovo Monsignor Tanasini. Ha avuto pensieri di ringraziamento per il parroco precedente, Don Gianluca Trovato e Don Stefano Giupponi, che hanno guidato temporaneamente le comunità negli ultimi 5 mesi. Don Libini rimane viceparroco a Santa Maria Madre della Chiesa di Lavagna. Il servizio che abbiamo realizzato. Bussando leggermente alla vostra porta, chiedo cortesemente, lasciatemi entrare. Lo chiede con commozione Don Stefano Libini ai fedeli di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. È una valigia pesante anche se non contiene granché, dice con semplicità. Un bagaglio che il sacerdote 54enne, ordinato 2 anni fa, ha riempito con l'esperienza in Val Graveglia. Chiede di essere accolto dunque, sicuro che solo con l'unità e la collaborazione si possa costruire un buon percorso di chiesa. Speriamo che la rotonda fatta sia anche per noi un modo per mettere in circolazione il nostro lavoro, il nostro essere fratelli e poi per poter poi prendere tutte le direzioni che sono le direzioni più disparate, quelle in cui c'è l'umano, c'è l'umanità. Il vescovo, nel presentare Don Libini, invita a mantenere un cuore fiducioso. Il sacerdote, spiega, arriva in un momento particolare di comunione per tutta la diocesi. Stiamo camminando
come abbiamo detto domenica nella grande assemblea diocesana, per edificare una comunione più stretta. Viene qui lui per favorire questa comunione e questa collaborazione. Nel discorso finale Don Libini ha salutato i fedeli delle Valli che, ha spiegato, aveva iniziato ad amare. Al termine un momento di festa nel campetto parrocchiale. Auguro a lui di trovarsi bene, noi ci mettiamo tutto l'impegno, certo che la comunità è abbastanza estesa, quindi in lunghezza più che altro, e si spera che lui ci accolga bene. Ecco. Il compito per Don Stefano sarà quello proprio di riunire le generazioni? Secondo me il compito principale è quello lì, sì. E poi speriamo che riesca un po' di nuovo a darci un po' diciamo non so neanche, di forza e di gioia nel servire anche la Chiesa, diciamo. Ha cercato di venirci incontro, di capire le nostre difficoltà, abbiamo con lui gioito, abbiamo pianto con lui, ci siamo comunque sentiti seguiti e anche voluti bene. È stato il tema dei principi universali e dei nuovi linguaggi ad aprire il congresso nazionale del Serra Club International che si è svolto a Genova. 200 i partecipanti al sodalizio che sostiene le vocazioni provenienti da tutta Italia si sono confrontate su come portare avanti una missione nata nel 1935 negli Stati Uniti e renderla viva e soprattutto attuale. Sentiamo. Con il passaggio del distintivo tra il presidente uscente Emanuele Costa e il suo successore per il prossimo biennio Enrico Mori si sono conclusi i lavori del 16° congresso nazionale Serra International che si è svolto a Genova nel fine settimana. L'assemblea dei 200 delegati provenienti da tutta Italia si è confrontata sul tema della comunicazione, sul filo conduttore principi universali e nuovi linguaggi, portando anche esempi concreti come l'esperienza di padre Francesco Cavallini, gesuita genovese e cofondatore dell'associazione Percorsi di Vita. Il mio contributo fondamentalmente è stato che prima che parlare di vocazione bisogna parlare di evangelizzazione, cioè far conoscere ai ragazzi la bellezza trasformante della vita che è il Vangelo, è l'incontro vivo con il Dio della vita che cambia, trasforma, libera la nostra vita. Per far questo però bisogna fare un'operazione di ascolto dei giovani, che vuol dire aver tempo da dedicare ai giovani e andare oltre le nostre precomprensioni, le nostre teologie, le nostre spiritualità, per ascoltare quali sono i nodi esistenziali dei giovani, le categorie culturali, affinché poter declinare nel modo che arrivi al loro cuore, alla loro mente, il Vangelo dell'amore gratuito di Gesù, liberante per la vita, affinché sia una vita di qualità. Dopo l'intervento di padre Cavallini, il testimone del relatore è passato a Monica Mondo, giornalista, autrice e conduttrice di TV2000, che del Serra Club ha potuto scoprire il compito e la missione portata avanti dai suoi volontari. Non conoscevo il Serra Club International, la parola club non mi faceva pensare a un ambito di cristiani che lavorano per il bene comune, è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Il tema del loro incontro era principi universali e nuovi linguaggi. Abbiamo ragionato parecchio con sacerdoti molto in gamba e altre testimonianze sul fatto che prima di tutto, come dice la parola, ci sono i principi che contano, ciò che ci interessa davvero nella vita, ciò per cui vale la pena. Poi i linguaggi, quelli si trovano. Operazione di soccorso a persona da parte della Guardia Costiera del Tigullio. Ieri mattina un uomo, mentre si trovava con la propria imbarcazione al largo del porto di Chiavari, è caduto accidentalmente in acqua. Non riuscendo più a risalire a bordo, la moglie ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta in pochi minuti la motovedetta GCB37 che era impegnata nel pattugliamento del litorale di Zoagli. L'uomo è stato recuperato e fatto salire a bordo. Le sue condizioni erano buone e non è stato necessario il ricorso all'assistenza medica. L'unità da diporto con a bordo i 2 turisti è stata poi scortata fino al suo rientro nel porto di Chiavari. Questo pomeriggio, poco dopo le 17, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Roma Airone per un incidente stradale. Una vettura per causa in via di accertamento ha sfondato il guardrail di un elicoidale ed è volata oltre un muro nel piazzale dell'ex fabbrica di smaltimento rifiuti. Vedete
le immagini che si riferiscono a questo incidente. A bordo non vi era nessuno. Per recuperare la macchina è stato necessario l'intervento dell'autogru. Dopo aver messo la vettura nuovamente sulle ruote è stata sollevata e portata al di qua del muro. Ancora cronaca, i carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato per furto uno straniero 35enne senza fissa dimora e disoccupato. L'uomo ha rubato monili d'oro e denari in un'abitazione di Villa Carmelo a Sestri Levante. Il ladro è stato però subito fermato dai militari in servizio in una via accanto. Durante la perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso della refurtiva, poi riconosciuta dal proprietario della casa. Arrestato, è stato portato al comando della Bimare in attesa del rito direttissimo. Carabinieri di Moneglia invece hanno arrestato in flagranza di reato 2 stranieri di 35 e 29 anni residenti a Vigevano, autori del furto di una carrozzina a rotelle per disabili che il proprietario aveva momentaneamente parcheggiato lungo la via mentre il figlio lo aiutava a entrare in casa. Tempestivo l'intervento dei militari allertati dal figlio che hanno potuto arrestare i 2, portati poi al comando Carabinieri di Genova Centro in attesa del rito direttissimo. Ad una settimana dalle elezioni comunali di Sestri Levante, il sindaco Valentina Ghio sarà ospite della trasmissione Direttamente Su, giunta l'ultima puntata della stagione. Il primo cittadino dialogherà con i principali rappresentanti della società civile cittadina, gli albergatori, il CIV, il Forum per le famiglie, dai balneari ai sindacati, dalle realtà del sociale, sino al comitato che contesta la realizzazione del depuratore a Ramaia. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 in diretta su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Portofino ritrova il sentiero che dalla Ciappella sale sino al Castello Brown, chiuso da quasi 2 anni dal giorno della tempesta di vento che aveva colpito proprio il borgo. La passeggiata è stata ripristinata e quindi messa in sicurezza. Questo pomeriggio c'è stata la riapertura e noi eravamo presenti. Riapre dopo 2 anni il sentiero per la passeggiata al Castello Brown, quanto è stato difficile? È stata una cosa soffertissima perché è stato chiuso dopo i danni subiti dopo la tempesta che c'è stata qui a Portofino a ottobre nel 2016, che ha tirato giù i famosi pini del castello, e la riapriamo dopo quasi 2 anni, dopo i lavori di rimessa in uso, e siamo molto contenti di poterlo fare, di dare modo ai portofinesi e a tutte le persone che vengono a vedere Portofino e il nostro Castello Brown di arrivarci vedendo le bellezze del nostro territorio. Vi aspettate molte presenze turistiche comunque anche lungo il percorso? Assolutamente sì, perché ci sono state tantissime richieste, perché lì c'è un cancello chiuso con un cartello in cui c'è scritto chiuso per danni e tutti chiedono ma come mai, ma perché? E c'è stato veramente anche l'attenzione da parte di tantissime persone che ha dato la possibilità di fare le cose un pochino più veloci, perché è necessario che la passeggiata sia aperta. Per quanto riguarda Castello Brown ci sono alcune novità? Il Castello Brown è diventato un contenitore culturale, ci siamo occupati di inserire delle novità perché è un posto meraviglioso, patrimonio del nostro comune, che adesso offre anche la possibilità di vedere più cose. C'è una meravigliosa sala dove c'è un video immersivo che racconta un pochino le origini di Portofino, il suo ruolo attuale nell'attualità, sì, la sala immersiva che potete visitare dove c'è questo video meraviglioso, e poi abbiamo avuto proprio ultimamente una collaborazione con l'Acquario di Genova, qui siamo nel Paradiso dei Cetacei e quindi ci sono tutti dei pannelli che rappresentano le varie specie di delfini, balene che passano davanti al nostro promontorio, e il castello è un punto di vista fantastico anche per questo tipo di cose, oltre che per vedere Portofino. Anche in Liguria si tornerà a pescare l'anguilla con 2 decreti regionali. Infatti sono state approvate le modalità operative per l'autorizzazione al prelievo. Dall'attività in Liguria si aprirà un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio per concludersi al tramonto della prima domenica di ottobre in concomitanza dell'apertura della pesca alla trota Fario. Per quanto riguarda il Tiguglio, le anguille potranno essere pescate nel tratto del fiume Entella che va dal Ponte della Maddalena al Ponte di Caperana tra Chiavari e Cogorno. Per ottenere
ottenere l'autorizzazione al prelievo di anguille, i pescatori in possesso del tesserino segna catture sono tenuti a presentare apposita comunicazione presso le sedi del settore politiche della montagna e della fauna selvatica. Domani una trentina di allievi del quinto anno del corso di Ilaria in architettura dell'Ateneo genovese, sotto la direzione del professor Roberto Bobbio e del professor Paolo Rosasco, si incontreranno all'Ascito Cuneo nel comune di San Colombano Certinoli per una giornata dedicata allo svolgimento degli esami sul tema ricostruire le aree interne. La Fontanabuona, corridoio verde-blu. Attività che concluderà l'esercitazione pratica con gli studenti che hanno svolto proprio sul territorio. E nei locali dell'Ascito Cuneo e nel salone della vicina Casa Sartù, altro storico edificio di Calvari, sarà allestita l'esposizione degli elaborati che verranno realizzati. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Prego la regia di mandare in onda la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 19 giugno. È aperto alle visite il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti, che espone attrezzature d'epoca nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari. L'orario di apertura va dalle 9 alle 12. All'Auditorium San Francesco di Chiavari continua la mostra fotografica La famiglia in Italia, a cura del dopolavoro ferroviario. L'esposizione resterà aperta fino al 24 giugno tutti i giorni dalle 16 alle 19. Festivi apertura anche al mattino dalle 10 alle 12. Nella sala lignea della Biblioteca Berio di Genova, a partire dalle 17, si tiene la presentazione del volume Montale The Modernist di Giuseppe Gazzola. Con l'autore intervengono le professoresse Simona Morando e Lucilla Ligioi. Genova, appunti sulla città. È il titolo del libro di Donatella D'Alfonso e Luca Borzani, che verrà presentato alle 18 in piazza Don Gallo a Genova. Il volume raccoglie gli editoriali e i reportage dei due autori realizzati tra luglio 2017 e il febbraio 2018. Introduce Domenico Chionetti della comunità di San Benedetto al Porto. Una serata estiva ha fatto da cornice all'edizione 2018 della mezza maratona di Chiavari. Le vie del centro e del lungomare sono state colorate dai 1000 partecipanti alle varie competizioni, con un buon seguito di pubblico e molti volontari lungo il percorso. Per la parte agonistica, questi vincitori, Carlo Pogliani della Cambiaso Risso, si è aggiudicato la mezza maratona compiendo il percorso in 1 ora e 10 minuti e 42 secondi. Maria Luisa Marchese dell'Atletica Novese è arrivata prima tra le donne con un tempo di 1 ora e 30 minuti e 11 secondi. Nella 7 km, primo posto per Andrea Del Sarto e Stefania Arpe. Sentiamo alcuni commenti raccolti a fine gara. Una grande manifestazione, tanta gente coinvolta, ci sono state tante persone chiavaresi ma anche tanti da fuori. Sì, è stata una manifestazione partecipata, mi hanno detto 1000 iscritti, perciò un grandissimo successo. Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione comunque dà il via all'estate chiavarese, perciò è un'occasione anche per i cittadini di Chiavari ma anche per i turisti di vedere attraverso anche questa maratona degli scorci bellissimi della nostra città in uno dei giorni comunque più lunghi dell'anno. Siamo davvero contenti, speriamo che gli atleti siano tutti contenti, perché noi va bene contenti, ma devono essere contenti gli atleti, così da avere un buon ricordo e tornare alle nostre manifestazioni. Anche un grande staff con una maglietta tutte uguali, insomma tantissimi per le strade, per il ristoro finale, insomma avete organizzato tutto bene. Sì, è una cosa che non è facile, diciamo, da organizzare, comunque da iniziare. Adesso noi siamo al 4º anno e devo dire che tanti amici ormai ci seguono e ringraziamo, perché ricordiamo che sono tutti volontari, tutte le persone che trovate sul percorso sono tutti volontari e sono fondamentali per noi, cioè per realizzare la cosa, ma anche per la sicurezza degli atleti. Carlo, una vittoria importante ma soprattutto con una dedica particolare. Sì, questa qua è una vittoria dedicata a tutta la mamma che purtroppo 2 settimane fa ci ha lasciati così, senza preavviso, però questa cosa qua mi ha dato uno stimolo ancora di più per correre ancora più forte e superare i miei limiti, che ho ancora tanto da dare. Come ti sei trovato su questa pista?
Allora, io a Chiavari, a me questo posto, come dicevo prima, mi piace tantissimo, mi piacciono tutte le gare, mi piace l'organizzazione, mi piace il posto e anche alla mia mamma piaceva tantissimo questo posto qua, infatti se fosse stata ancora qui sarebbe sicuramente venuta a vedere la gara perché lei piaceva tantissimo vedermi correre. Vi ricordo che le interviste realizzate in occasione della mezza maratona di Chiavari saranno proposte domani sera nella rubrica Si può dare di più, che andrà in onda alle 21:10. È stato l'Armo di San Michele di Pagana a vincere la prima gara del Palio Remiero del Tigullio, disputatosi ieri nelle acque antistanti il golfo di Paraggi a Portofino. Il gozzo rapallese si è imposto su San Michele di Zoagli, Portofino, Sesti Levante, Lavagna, Chiavari. In piazzetta a Portofino si è svolta poi la cerimonia di premiazione. Si è concluso il primo trofeo ANFAS vinto da Antonella, il corso che la Chiavari Scherma ha tenuto nella sede chiavarese dell'associazione nel corso di questa primavera. Per il sodalizio sportivo presieduto da Nicola Orecchia si è trattato di un anno ricco di soddisfazioni dal punto di vista sportivo ed agonistico, ma che ha visto anche la nascita del corso di scherma paralimpica. La sede di via Davide Gagliardo ha offerto la possibilità di provare la disciplina, potendo contare su una pedana ad hoc arrivata da uno sponsor di Torino. A due new entry, Emma e Davide, che potranno prepararsi alla prossima stagione agonistica per partecipare alle gare ufficiali. Per quanto concerne i risultati agonistici, la Chiavari Scherma mette in bacheca le belle vittorie di Andrea Vittoria Rizzi nella prima prova giovani a Ravenna e quella nel circuito europeo Under 23 di Busto Arsizio. L'ingresso nella fase finale degli assoluti di spada femminile di Alice Cassano e la permanenza della squadra femminile di spade in Serie A1. La promozione della squadra di spada maschile in B2 oltre alla vittoria nella Coppa Italia regionale di Giulia Navazzotti, disputata a Chiavari nella prova organizzata dalla Chiavari Scherma. Mercoledì prossimo, dalle 18 ai Bagni Giardini a Chiavari, tutti gli atleti della società Verde Blu insieme ai loro genitori festeggeranno la conclusione dell'anno cimentandosi in un'edizione speciale di Giochi senza frontiere. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale per questa sera. Prossima edizione come sempre per domani 12:45 TG13. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Vi auguro una buona serata.